Io compro Siciliano Live, iniziamo insieme una nuova settimana. Il lunedì si sa, è una giornata sempre un po' complicata, ma noi proveremo a tirarci su di morale e soprattutto a raccontarvi delle belle storie. Come sempre, ospiti che ci accompagnano all'interno di questo nostro mondo del Made in Sicily. E iniziamo dal mondo del fashion con Andrea Bertini. Benvenuto Andrea! Ciao a tutti, ciao Liana, grazie dell'invito. E qui parliamo con un ragazzo giovanissimo, ma con un grande talento che ha presentato all'Alta Moda di Roma, all'Alta Roma, la sua prima collezione nel 2018. Oggi ha il suo atelier a Palermo e quindi insieme a te entreremo nel mondo di Antudo Fashion. L'ho detto bene? Assolutamente sì. Antudo Fashion cos'è? Partiamo da qui. A chi hai pensato? A chi ti rivolgi? Innanzitutto Antudo, come hai detto tu, è un marchio made in Sicily, quindi è un marchio che vuole innanzitutto raccontare l'artigianalità siciliana, raccontando anche la Sicilia. Ad esempio alle mie spalle vedi una delle nostre stampe, è una rivisitazione di una collezione di maioliche siciliane. Abbiamo ad esempio abiti cerimonia, perché noi lavoriamo anche molto con la cerimonia. Di base oggi, essendo a Palermo, vestiamo le donne siciliane. E quindi il nostro obiettivo è raccontare la Sicilia, vestire la Sicilia e un domani, che potrebbe essere, speriamo bene, anche molto vicino, raccontarla al resto del mondo, al resto d'Italia e portare fuori tutto questo nostro mondo siciliano e non, perché guardiamo anche al sud e al mezzogiorno d'Italia, in particolare la Sicilia. È bellissimo perché il tuo modo di raccontare le donne è molto particolare. Tu parli del potere delle donne, di donne forti, sono queste le donne che veste Antudo. Sono donne che sicuramente cercano un capo particolare, artigianale e unico. Noi tutti i capi che presentiamo vengono poi realizzati su misura per la cliente, c'è quindi tutto il lavoro di studio, di volume, dettagli. Noi costruiamo l'abito sulla nostra cliente per tirare fuori il meglio di sé. Ogni cliente è un mondo a sé e qui riesce col nostro mondo a trovare l'abito giusto per tutte le occasioni, dalla cerimonia all'evento importante. Come mai hai scelto di fare questo a Palermo? Palermo è la mia città, quindi io ho sentito fin dalla prima sfilata, come hai detto tu, ad Alta Roma, questo mio richiamo verso Palermo, verso la Sicilia, perché per me è nel sangue raccontare noi, la nostra cultura. Trovo tantissima ispirazione sia a Palermo ma in tantissimi altri posti della Sicilia, quindi non penso ci sia luogo migliore, nel mio caso, anche come stilista, come creativo, di Palermo e della Sicilia, per creare sempre nuove collezioni, per avere sempre nuove ispirazioni. Faccio Made in Sicily, quindi tutto quello che io presento è fatto qui a Palermo in Sicilia, lo posso fare. Quindi dimostro che oggi è possibile assolutamente rimanere in Sicilia, rimanere a Palermo in particolare, e fare alta moda e cerimonia. Quindi parliamo di abbigliamento di lusso. È possibile farlo. Quindi questa per In un me è. momento storico in cui le cerimonie sono con il freno a mano, in cui i grandi eventi, le grand soirée dove si potevano sfoggiare abiti scintillanti, strascichi e tutto il resto sono in stand-by purtroppo. Sono in stand-by, alcune comunque sono in programmazione, diversi matrimoni, abbiamo qualche diciottesimo, perché evidentemente la gente sente il bisogno di celebrare comunque queste occasioni nei limiti che, insomma, del periodo, però ci sono già alcune cerimonie, noi stiamo già lavorando da diverse settimane e c'è questo trend del ritorno al sentirsi belle, sentirsi importante, che succede soprattutto in questi eventi. Le clienti sono molto desiderose di tornare a vestirsi in un certo modo, e sono, soprattutto ora che siamo vicinissimi quasi in primavera-estate, sono desiderose di colore, di glamour, di sentirsi femminili. Prima di Probabilmente. parlare della nuova collezione, perché siamo curiosissimi anche di che cosa potremo indossare con la bella stagione, abbiamo un video, lo vediamo insieme per scoprire e conoscere soprattutto meglio Antudo Fashion.
È bellissimo che tu abbia scelto di definire il tuo brand Made in Sicily, perché già, soprattutto quando si parla di capi di alta moda, parlare di Made in Italy è un valore aggiunto. Forse noi ce ne rendiamo conto poco, ma nel mondo quando parli di Made in Italy la gente impazzisce. Parlare di Made in Sicily è una scelta ambiziosa e anche coraggiosa. Sì, assolutamente. Io racconto un qualcosa che per me già esiste, perché chiaramente io faccio Made in Sicily, ma la moda siciliana, intesa anche come la moda degli atelier come il mio, delle piccole pelletterie, delle piccole realtà artigianali, sartoriali siciliane, esiste. È un mondo che fa parte del Made in Italy e che è sicuramente animato, nel mio caso, molto dalla parte cerimoniale, ma come puoi anche vedere dal video, noi ad esempio realizziamo anche di lutto, quindi capi per tutte le occasioni, bluse, pantaloni, e infatti il nostro obiettivo è poi di iniziare ad andare nelle fiere nel nord Italia per inserirci nel mercato del pronto di lusso, quindi in quel caso sarebbe un made in Sicily anche dal punto di vista proprio del pret-à-porter fashion. È un mondo che esiste e noi stiamo raccontando col nostro chiaramente punto di vista, ma ci sono tante realtà a Palermo, ma in tutta la Sicilia, ed è giusto raccontarle, è giusto anche che lo facciate anche voi. Io colgo l'occasione nuovamente per ringraziarvi, perché trovo che comunque questa sia una realtà, la vostra, molto, molto interessante. È bello raccontarsi perché, lo dite anche voi, le realtà made in Sicily ci sono e ci sono assolutamente anche nella moda. E se ci volessimo vestire Made in Sicily questa primavera, come ci dovremmo vestire? Allora, innanzitutto un po' per seguire i trend, ma come ti anticipavo, poi ogni cliente è un mondo a sé e sto avendo richieste di tanto tipo. Sicuramente colore, quindi abbiamo il giallo, abbiamo queste trasparenze, abbiamo le paillette, anche il rosso, il fucsia. Ti parlo nel mio Certo, atelier. Una proposta colore non manca, ad esempio qui alle mie spalle, ecco, vedi. Qui sì. abbiamo questo bellissimo azzurro abbinato con la stampa, quindi per il pronto sicuramente tanto colore. La cerimonia è un po' più particolare, sicuramente la paillette, perché no, la piuma, le trasparenze, il tulle, quindi andare ad aggiungere quell'elemento di femminilità senza per forza andare a scoprire il corpo. Andiamo a valorizzare il capo, però aggiungiamo quel dettaglio che viene dato dal tulle o dalla piuma che rende le clienti più femminili, perché hanno questo desiderio, essendo stato questo un periodo molto casalingo. Desiderio è Adesso quello di bruciare i pigiami e le tute, Andrea. però comunque clienti che preferiscono sempre la scelta comoda, quindi spolverino, kimono, tunica oppure pantalone dritto a palazzo. Le giovanissime in particolare hanno molta voglia di vestirsi, di sentirsi femminili. Pensiamo ad esempio alle diciottenni che comunque hanno il diciottesimo, che è un elemento dove loro iniziano a diventare donne, vogliono sentirsi femminili e noi riusciamo a fare questo lavoro aggiungendo quel dettaglio, ecco, che le rende così. Prima di salutarci leggiamo al volo un messaggio, ce lo scrive Franco Mendolia che dice buongiorno dal Canada, wow Franco, da quanto lontano. Luca Leonardi che ci parla di Antudo Fashion e dice specializzato nella realizzazione di abiti sartoriali per cerimonia, talento, passione ed eleganza. E sì, ce ne siamo accorti. Ancora Giovanni Lorenzo Montemaggiore che ti fa i complimenti, Giuseppe Bertini, anche lui che ti fa i complimenti, così come Maurizio Tumminia che ci saluta. Insomma, sono tanti, ovviamente, magari oggi ad incrociarti per la prima volta. Ricordiamo che ti possono trovare a Palermo, c'è il punto vendita in via Pirandello 44 e da lì si può scoprire Andrea Bertini, ma soprattutto Antudo Fashion Made in Sicily. Grazie Andrea per essere stato con noi. Grazie Eliana. Ciao Andrea, e dal mondo del fashion adesso passiamo a parlare di cose buone, come sempre quando si parla di Made in Sicily. C'è Sabrina Giacalone con noi, benvenuta Sabrina. Grazie Eliana, ciao e un saluto a tutti. Allora, qui dobbiamo completare l'organizzazione perché se poc'anzi con Andrea parlavamo di questi abiti, a nulla varrebbero se non ci fosse un ottimo bicchiere di vino in mano. Cioè, ti vesti bene, che fai? Poi rimani a stecchetto, non bevi qualcosina che ti dia un po' di brio in più? Esatto, esatto.
Bisogna completarlo così, questo immaginario di normalità che tanto stiamo desiderando. Con Sabrina ci stiamo collegando da Marsala, dove si trova l'azienda vitivinicola Botticella. Sì, esatto. È un'azienda che io, assieme alle mie sorelle, abbiamo ereditato da mio nonno, che diciamo nasce da un semplice contadino con la passione del lavoro, quindi lui nel tempo ha selezionato i migliori vitigni sparsi tra il territorio di Marsala, Mazzara del Vallo e Salemi. E oggi ci troviamo ad avere circa 45 ettari di vigneto e una cantina dove vinifichiamo vino esclusivamente biologico. E questo immagino sia stato un passaggio avvenuto successivamente, perché i nonni hanno iniziato in un modo e oggi probabilmente la scelta del biologico può avvicinare a quello che facevano i nonni. Esatto, e infatti da parte nostra diciamo che c'è stata una continuità di quello che già mio nonno faceva, perché per esempio lui come concimazione utilizzava il favino, come trattamento per disinfettare la pianta utilizzava lo zolfo e sono metodologie che noi attualmente applichiamo. Però cosa c'è di diverso rispetto a prima? Che prima il biologico non esisteva, non se ne parlava, mentre adesso dietro il biologico, a parte tutti questi trattamenti da fare senza l'uso di fitofarmaci, c'è dietro una burocrazia e dietro un certificato, tant'è vero che prendo ad esempio una delle Sì? nostre bottiglie, nel retro delle nostre etichette, come potete vedere, c'è il bollino bio che certifica che questo vino è assolutamente biologico. Questo può essere anche un'importante informazione che diamo a chi ci sta seguendo, perché ci si riempie presto la bocca con la parola biologico, però è vero che oltre a mettere in pratica queste pratiche buone che servono a certificare il biologico, poi c'è la parte burocratica che ti deve dare la possibilità di mettere quel bollino lì. Quindi questo lo diciamo, attenzione a tutti, se vi dicono noi facciamo tutto all'antica, di pratica siamo biologici, alt. Biologico significa essere certificato e solo chi segue anche quella prassi può mettere quel bollino lì nelle proprie etichette e solo in questo modo se ne ha la garanzia. Esatto, assolutamente sì. Quindi ci sono esami continui che vanno fatti, quindi bisogna rientrare anche in determinati parametri, soprattutto per quanto riguarda l'uso dei solfiti. Quindi comunque ci sono dei paletti a cui che assolutamente bisogna rispettare. Per noi è una filosofia di vita anche, quindi la sostenibilità del nostro territorio per noi è importante, quindi cerchiamo veramente di rispettare il territorio che ci ospita nei livelli massimi, tant'è vero anche che tutti i nostri vigneti non sono irrigati, quindi ogni anno noi produciamo ciò che veramente Madre Natura ci regala, quindi da noi si parla proprio di annata, ogni annata è diversa dall'altra perché c'è l'annata più piovosa, c'è l'annata dove è presente più siccità, quindi chiaramente i vini risultano in maniera diversa. Certo, cambia completamente. Tra l'altro ricordiamo il territorio di Marsala, un territorio sicuramente meraviglioso. Su www.iocomprosiciliano.com, il nostro portale, il nostro marketplace del Made in Sicily, si possono trovare i prodotti dell'azienda Botticella. Ci puoi raccontare quali sono le punte di diamante dei vostri vini? Certo, allora intanto come prima bottiglia vi voglio presentare il Rosso Don Diego, dedicato appunto a mio nonno, che qui dietro troverete la fotografia, ecco, di mio nonno Diego con il suo calice di Rosso Don Diego tra le mani. È un Syrah in purezza, quindi chiaramente biologico certificato anche questo. Diciamo che è un Syrah, quindi è un vitigno internazionale, non è un vitigno autoctono siciliano, però è stato Ormai completamente lo è quasi diventato. adottato, brava, bravissima.
è stato completamente adottato dalla Sicilia perché si sposa completamente con quello che è il nostro territorio, con quello che è il nostro clima, con quello che è la nostra terra, quindi abbiamo un terreno di medio impasto tendente all'argilloso che dà maggiore corposità e struttura al vino. Infatti diciamo che il Syrah siciliano rappresenta uno dei migliori Syrah italiani, quindi non è assolutamente un caso. Quindi questa è la prima bottiglia che abbiamo creato, è stata una prova per noi, ma la vincita della medaglia d'oro nel concorso mondiale di Bruxelles ci ha portato a portare avanti questa nostra missione e questa nostra attività, che comunque è la nostra principale attività della nostra famiglia. E poi dal Syrah passiamo a un grillo, quindi un rosso e un bianco. Il grillo invece è un vitigno autoctono nostro siciliano, proprio particolare della Sicilia occidentale. Si chiama Mir, che in arabo significa principe, proprio perché da noi il grillo viene considerato un po' il principe dei vini bianchi. È un vino sicuramente fruttato, di grande persistenza e corposità. Mentre degusti il tuo calice di Amir, chiudi gli occhi e ti sembra di immergerti in un giardino agrumato, quindi pieno di arance, di limoni, pompelmi. Quindi veramente cerchiamo attraverso i nostri vini di dare la massima espressione di quello che è il nostro territorio, un territorio ricco, pieno di emozioni, pieno di odori. Tra l'altro Marsala è una città abbastanza ventilata, quindi lo iodio del mare che arriva fino alle nostre vigne per dare grande mineralità al bicchiere. Eh sì, vogliamo anche fare una carrellata, volendo. Abbiamo un video che ci fa vedere un po' di tutto dei prodotti dell'azienda vitivinicola Botticella, quindi Sabrina, guardiamoli insieme ai nostri amici di Io Compro Siciliano Live. Ah, ma ci si diverte anche fra le vigne. Allora, devo dire che chi viene a trovarci sicuramente lascia un cuore nella nostra cantina, perché attraverso i nostri vini noi raccontiamo quella che è la nostra tradizione siciliana, attraverso anche la tradizione nostra di famiglia, quindi raccontiamo da quando mio nonno andava in vigna con il carretto, da quando mia nonna faceva il pane nel forno a legna. Glielo facciamo proprio vedere perché la degustazione viene fatta proprio in quel posto, e in più diciamo rallegriamo le giornate dei nostri visitatori, dei nostri amici che ci vengono a trovare con la fisarmonica, perché mio padre, oltre a essere viticoltore, è anche un musicista di fisarmonica, e quindi alla fine cantiamo, balliamo e alla fine ci divertiamo. Che bello, è bellissimo. Mi dispiace togliere il sorriso da questo momento, perché devo immaginare che tutto questo al momento è messo in stand-by in attesa che qui tra rossi, arancioni, gialli, insomma, si ritorni a vivere senza dover aspettare i colori, anche perché il vostro è un prodotto di qualità alta che non finisce nei supermercati, nella grande distribuzione, quindi per trovarlo noi l'indicazione la possiamo dare: www.iocomprosiciliano.com, e già questa è una garanzia. Esatto, sì, la nostra è stata una scelta ponderata,
proprio quella di non essere presenti nei supermercati, quindi soltanto in enoteche, hotel, ristoranti, botteghe di lusso, chiaramente in questo periodo siamo particolarmente penalizzati, però questo non ci porta a scendere a compromessi, anzi ci porta comunque a resistere, quindi a tenere duro e sperare che prima o poi veramente ricominciamo a lavorare per come si deve e a ritornare alla vita di prima, perché ci manca tantissimo, chiaramente. Sabrina, noi facciamo il tifo per voi e facciamo il tifo per tutti gli imprenditori siciliani che stanno veramente resistendo oltre quello che poteva essere prevedibile. Un paio di messaggi prima di salutarci. C'è Giuseppe Trento che dice ciao dalla Slovacchia e viva il Made in Sicily, bravo. Andrea Geriri che dice complimenti per questa bella cantina marsalese. Super il Gilea Rosso. Sono preparatissimi. Infatti, non me l'ho presentato. Eccolo qua, il Gilea Rosso di cui... Vedi? L'avranno già provato. Esatto, il nostro Nero d'Avola. L'avranno già provato, quindi così. Con un bicchiere di Nero d'Avola ci salutiamo e ringraziamo Sabrina Giacalone e l'azienda Vitivinicola Botticella. Grazie per essere stata con noi. Grazie a te, Eliana. Ciao. Noi ci salutiamo, è solo un arrivederci a domani. Ringrazio Marzia Monreale, ringrazio Paolo Gatto, ma soprattutto tutti voi che come sempre ci seguite. Ci rivediamo domani a mezzogiorno con una nuova puntata di Io Compro il Siciliano Live. Ciao! Non dimenticate l'appuntamento con Vincenzo Canzone ogni giovedì alle 21:30. Io Compro Siciliano. Sicily on Air, il music show dei siciliani.